Siamo qui con l'ingegner Gaetano Marangoni, presidente di Banca del Veneto Centrale, la banca che è nata da alcune settimane e che ha inglobato al suo interno anche l'esperienza di Rovigo Banca. Ingegner Marangoni, cosa cambia per i clienti di Rovigo Banca entrare in un gruppo più grande? Il gruppo più grande, cioè la banca che è nata, Banca del Veneto Centrale, è un'opportunità perché si toccherà presto con mano, entrando nelle filiali, che ci sarà un approccio più su misura, ci sarà più tempo per ascoltare i bisogni di esigenze di famiglie, di piccoli artigiani, di medi, di imprese, di grandi imprese e fornire poi una risposta di consulenza che mira a dare soluzioni personalizzate. Ecco, in questo senso non ci sarà più il direttore di filiale che assomma a sé tutte le necessità e tutte le risposte, ma ci sarà un referente di filiale che procurerà risposte e consulenti volta per volta diversi, perché volta per volta cambiano le esigenze dei nostri clienti e soci. Le banche di credito cooperativo hanno una storia e la storia racconta anche i territori. Voi come vi rapportate alla storia che è quella di Rovigo Banca, come è quella di Bassano, come quella... Si perde un po' della storia o resta come base della propria attività? Direi che l'idea che abbiamo è che ci sia complementarietà. Centro Veneto Bassano Banca ha una sua storia, Bassano stessa ne aveva una propria, Rovigo ne ha un'altra. Dobbiamo far diventare queste storie una storia comune, una storia di tutti, e questo lo possiamo fare solo conoscendoci meglio. C'è molta curiosità, c'è molta voglia nei nostri territori, anche grazie alle distanze che si sono notevolmente accorciate, di interagire di più, di mettere insieme le eccellenze, di ricevere e di conoscere le eccellenze del territorio di Rovigo e anche di far conoscere le nostre. E vogliamo, in una parola, che diventi una bella storia comune. Crescere per rimanere noi stessi? Sì, crescere è una condizione che oggi ci si impone. La sfida è sempre più competitiva, gli operatori bancari si impegnano per rendere il rapporto con la banca più semplice, più indipendente, più autonomo e in questo noi siamo ovviamente coinvolti. Noi abbiamo una sfida nella sfida, essere più tecnologici, più moderni, ma non perdere di vista i nostri valori cooperativi. Questo è quello che facciamo e quindi il cambiare è finalizzato a restare fedeli alla nostra storia e ai nostri valori fondanti, cioè quelli che 150 anni fa hanno fatto nascere il credito cooperativo.